appuntamento con Lo Sapevo in sfida questa sera, due proloco che già sono state protagoniste di questa trasmissione. Partiamo dalla proloco di Cividale del Friuli con Elisabetta, capitana, tutte donne, bentornate. E la proloco di Attimis, capitanata da Marco, bentornati. Non poteva mancare il nostro filologico di fiducia e questa sera in particolare abbiamo il direttore della Società Filologica Friulana, Feliciano Medeot. Buonasera. Anche perché questa è una settimana importante, la settimana delle culture furlane, domenica. Assolutamente, dal 18 fino al 28 di ottobre passa senza eventi, dove in presenza manca le novità di chi stanno online e questi eventi possono essere seguiti direttamente dal sito www.settimane.it. Ma Feliciano ha preparato naturalmente il friulano, alcune domande, insomma vedrete che ce ne sono di novità questa sera, ma i nostri telespettatori invece saranno pronti per darvi una mano con i 3 domandoni e quindi chiamando al telefono. Ma prima dobbiamo partire con le pulsantiere, siete pronti? Marco e Elisabetta, perché vogliamo conoscere il primo argomento della serata con il nostro cubo virtuale. Vediamo. Territorio. Questa è una domanda che ci porta in una zona in particolare del Friuli. Vogliamo sapere gli abitanti di quale località sono chiamati folpi? Lignano, Muggia, Cordenons, Buse dai Veris. Non è Muggia, quindi Cividale ha la possibilità di rispondere. È proprio Cordenons. Brave ragazze, siete partite subito. Tu giri da Cordenons, quelle zone, o lo sai per sentito dire? Sono andata per esclusione. Sei andata per esclusione. L'hai letta con attenzione. Ho detto, ma che il cano lo conosco. Allora, andiamo a vedere il punteggio. Adesso sono in vantaggio la Prolocco di Cividale con 4 punti. Non togliamo punti, quindi se sbagliate buttatevi pure, perché tanto i punti non ve li togliamo. Allora andiamo a vedere il prossimo argomento con il nostro cubo virtuale. Se arriva una telefonata con prefisso 0481 potrebbe venire da Maniago, Tricesimo, Malborghetto, Lucinicco. Vedi che brave. Avevo un moroso di quella zona. Quando si usava il telefono con i tasti. Hai capito che bene, che bene aver avuto un moroso in quelle zone. Adesso hai conquistato 4 punti. Molto censuri. Adesso chiamerà. Era Medeot. No, che diventa rosso. No, lo diciamo in diretta tranquillamente. Cividale, tu non hai morose della zona, non avevi? No. Anche me. Tanti anni fa. 9 punti Cividale, Attimis ancora 0, ma insomma siamo all'inizio, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Vogliamo sapere quanti sono i corsi pratici di lingua friulana organizzati dalla Filologica, attivi in questo momento però. 13, 31, 48. Ha dato la risposta a... Ah, ecco, Cividale. Attimis che cosa aveva dato? 4. Voi avete detto 4? Proprio non... Pensavate? Pensava. Con lockdown, Ah, eccetera. ok. Invece sono 13. Tu sei andata per esclusione? No, so che cosa stanno organizzando e come lavorano, quindi ho fatto 2 conti sulle città, sui territori. Ma per solito sono più Anche di più. Pakistan, sì. Così, dopo che cominciasse a febbraio,
le succedute come sono state riattivate cultuaris e regime sedis che in qualche maniera hanno un'importante motivazione non solo per stare da ora ma anche soprattutto è vero per dire che si ripartisce finché si può ma non di più anche in grazie alla cooperazione che viene con l'Agenzia regionale per le lingue furlane e viene anche un progetto di inviare dei corsi di furlan online e anche questo dentro di fin dell'anno o pensi naturalmente di mettere in linea. Bene, brave le ragazze di Cividale che adesso sono a quota 12 punti, Attimis ancora 0, ma voi vi state un attimino prendendo dimestichezza. Sono diesel. Andiamo a vedere il prossimo argomento del nostro cubo virtuale. Cultura, ma parliamo di Miss Italia. Lo scorso settembre è stata eletta Miss Latisana, titolo valido per partecipare a Miss Italia, la giovane Elisa Molettieri di Udine. Ma lei che cosa fa nella vita? Commessa, guida turistica, carabiniere o studentessa di economia? Non fa la guida turistica, ma la studentessa di economia. Su Miss Italia ci siamo. I primi punti conquistati da Attimis. Allora 3 punti Attimis, 12 Cividale. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale e poi lanceremo il primo domandone della serata. Vediamo il cubo. Martedì 20 ottobre si disputerà la tappa del Giro d'Italia Udine-San Daniele che passerà peraltro anche per Cividale e Attimis. Quanto è lunga? 123 km, 292, 922, 229. Ed è proprio 229, bravi! Voi proprio, anche se passa a Cividale, i chilometri non li avete registrati? No, è stato più veloce. È stato più veloce lui, sto giro è stato più veloce lui. Allora, vediamo com'è la situazione ora del punteggio. Credo che Cividale sia sempre in vantaggio, 12 punti, Attimis 7, ma c'è un primo domandone. Come sempre partiamo con la voce misteriosa e poi con i proverbi in friulano. Allora li sentiamo la voce misteriosa e poi lanceremo la pubblicità e i nostri telespettatori si prenoteranno. Credo che sarà un film completamente diverso. È vero che c'è stata la crisi economica, i vincoli finanziari del bilancio, però è anche vero che occorreva un nuovo approccio alla pubblica amministrazione, c'è capacità organizzativa, esperienze, professionalità, tutte componenti che contraddistinguono questa giunta. 0432 573517 oppure 0432 43 58 64 per prenotarvi durante la pubblicità e subito dopo daremo spazio proprio ai nostri telespettatori per rispondere al primo domandone di chi è la voce misteriosa di questa sera. 10 punti in palio per la vostra proloquo preferita. Ci vediamo tra poco, lo sapevo, dopo la pubblicità. Assieme Lo sapevo, la sfida tra Cividale del Friuli e Attimis, la proloquo di Cividale in vantaggio 12 punti, Attimis 7. Abbiamo lanciato il primo domandone, la voce misteriosa, abbiamo già una telefonata pronta, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera, sono Diana da Pordenone. Come si chiama? Mi ripete il nome? Diana. Diana. Sì. Diana, lei però prima di darmi la risposta dovrebbe dirmi a chi vorrebbe regalare eventualmente questi 10 punti. Io direi alla squadra di Attimis. Alla squadra di Attimis, che ringrazia. Come mai, posso chiedere come mai lei che di Pordenone regala i punti ad Attimis? Semplicemente ho voluto mettere la squadra più in vantaggio. Ah, ok, non perché... Sì. o per il fascino di Marco, questo cappello argento, no? Anche. Grazie. Hai visto che saltano fuori le cose poi. Bene, allora provi a darmi la risposta. Dunque, la voce inconfondibile del sindaco di Pordenone, Alessandro Siriani.
Vediamo se è così. Credo che sarà un film completamente diverso. È vero che c'è stata la crisi economica, i vincoli finanziari del bilancio, però è Ed anche è proprio vero che così, correva- brava! 10 punti ad Attimis, saluto anche il sindaco Ciriani che è sempre molto disponibile, Certo, ci invierà sì. anche le domande relative al territorio di Pordenone. Grazie per aver chiamato. Buona serata a voi, arrivederci, Mandi. Mandi, buonasera. Addirittura. E allora Attimis in questo momento è in vantaggio, avete 17 punti e quindi Cividale ha la possibilità di partire con la scelta delle caselle del nostro primo tassello dedicato agli orologi. Quindi partiamo subito con la scelta delle prime due caselle, Elisabetta. 1 Lei sceglie 1 e 8. e 8. Non è così, Marco, a te. 6 6 e 1. e 1. Non è così. Torna a Cividale. 5, 5, 8, 8. Bene, 3 punti conquistati, vai avanti. 4, 4, 3, 3. Brava, vai avanti. 2, 2, no, 6. 2, Ah, 6, no. sbagliato, scusa. Attimis. 1, Era giusto l'altro. 2. 1, 2, dice Attimis. 6, 7. Quindi diciamo che avete conquistato 6 punti a testa. Allora 1, 2 è l'orologio del Palazzo Comunale di Pordenone. 3, 4 orologio con carillon di Pesaris. 5, 8 orologio del Palazzo Borsa Vecchia Trieste. Mentre 6 e 7 siamo a San Daniele, l'orologio del Campanile. Bene, dai, 6 punti a testa. Fatevi un applauso che avete comunque... Fate una bella figura, adesso vediamo com'è il punteggio totale. Attimis ancora in vantaggio 23 punti, Cividale 18, quindi avete recuperato Marco, grazie alla telefonata da casa. Sì, grazie, grazie. Partiamo con i prossimi quiz, andiamo a vedere il cubo virtuale, avete preso la vostra pulsantiera, allora siamo pronti per conoscere il prossimo argomento. Poi ci può aiutare anche Feliciano, un commento alla risposta o no? Vediamo. Quando si riunì per l'ultima volta il Parlamento della Patria del Friuli, istituito nel 1231, che aveva sede a Udine? 1797, 1805, 1420, 1918? Avete dato quale risposta voi? 1796, voi che cosa avete detto? 1420, noi diciamo 1805. Sì, paradossalmente le giuste sono sempre spiegate ognuna delle vostre risposte. Per esempio, 1420 naturalmente l'inizio della dominazione veneziana e dunque la perdita di potere dall'istituzione da parte del Friuli. Di che altra banda, 1697 è la fine invece della Repubblica di Vignesia e qui dunque dal potere della Repubblica Serenissima. Però alla fine è stata nel 1905 la statuta di Napoleone Bonaparte che ha dato tutte le autonomie locali a livello diciamo così, medievale o di che periodo. Niente da fare, così sulle date siete... Non avete trovato la data corretta. Andiamo a vedere il cubo virtuale con il nostro prossimo argomento. Voi vi preparate, vi fate aiutare dalla vostra squadra. Se ci sono degli sportivi in studio. Parliamo delle friulane Alessia Trost e Desiree Rossit. Sono campionesse in quale disciplina sportiva? Salto in lungo, lancio al gavellotto, salto in alto, salto con l'asta. Salto in alto, siete tutte sportive qua? Sportivone? Queste dovevamo riconoscere, insomma, ne hanno parlato tanti di loro, quindi insomma, almeno cosa fanno dopo. Attimi, sono ancora lì che pensano. No, ho risposto, ma ha fatto prima lei. Brave le ragazze di Cividale che adesso si trovano in una situazione di parità, 23 punti Cividale, 23 Attimi. Se andiamo a vedere il prossimo argomento. Loro sono pronti con le pulsantiere e poi daremo spazio ancora ai domandoni.
a casa. Sorpresa, questa è una domanda che vale più punti, ma anche c'è più tempo per pensarci. È un accadde oggi. Il 16 ottobre 1978 Karol Wojtyła fu eletto Papa. La sua visita in Friuli nel 92 suscitò curiosità, perché per la prima volta della storia un Papa mangiò carne di venerdì, fece preparare le oste per celiaci, giocò a carte in un'osteria e dormì in un convento di suore di clausura. Brava a saperlo, Elisabetta! Ma sai in quale ricordarlo. convento? Ma tu sai in quale convento? Mi pare a Tricesimo, una Madonna missionaria. No, a Prosecco. A Prosecco? Gli Ator, dai. No, ma io avevo pensato che il Visave, che mi era rimasto impresso il fatto che ci fosse presso le suore di clausura, anche a Di Frares, Madonna di Mont per esempio, poteva là. E invece è Prosecco. Bene, 32 punti Cividale, 23 Attimis. Allora andiamo a vedere il prossimo argomento, ancora quindi 2 quiz e poi lanceremo il prossimo domandone. Cubo virtuale. Il nostro nuovo gioco, che cos'è? In Furlan. Ora comparirà l'oggetto misterioso, voi dovete identificarlo e poi dirci come si dice in friulano. Vediamo. Compare la foto e voi ci dovete dire subito. Securrame, come si dice in friulano? Come si dice? Giusto? Bravo, giusto, corretto, bravi. Eri un po' Andavo a titubante. cercare un qualcosa di più difficile. Eri un po' titubante, no? Ma No, poi... no, più che altri non si fidava dal compare. No, non è quello. Ah, buon di che? Ecco, È invece... di adozione. Sì. Andiamo a vedere il Chaldir. No, il Chaldir, Sì. sì, allora, diciamo così, la risposta è giusta, seglot. Dopo che altre varianti, naturalmente ognuno la sua variante locale può avere una variante diversa. Le hanno chiesto magari il biel da lingua furlana, che non è che diciamo così alla parola giusta a prescindere. Sono diverse varianti in funzione anche della roba, quindi magari in Ciarnia si dice in una maniera, dalla bassa in un'altra e viene davanti. Però lui comunque ha schiacciato Sì, la risposta Securrame, giusta, quindi sì. e se non dava la traduzione in friulano i punti non li conquistava, quindi il gioco è anche questo. Andiamo a vedere il prossimo argomento, intanto Cividale, sempre vantaggio 32 punti, Attimis 30. Prossimo argomento del cubo virtuale, poi lanceremo il prossimo domandone. Territorio. In attesa che venga validato un vaccino per il coronavirus, per tutti i donatori di sangue del Friuli Venezia Giulia, il vaccino anti-influenzale annuale è opportuno, non necessario, utile solo in determinati casi o indifferente? È opportuno, bravi ragazzi di Attimis. È opportuno perché, Feliciano? Ma allora cambio registro in questo caso. È opportuno in tanto in quanto innanzitutto dobbiamo ricordare che i donatori di sangue rientrano nelle 11 categorie che il Ministero della Salute garantisce naturalmente come sia garantita e opportuna a titolo gratuito la vaccinazione. Per diversi motivi. Il primo perché naturalmente i donatori di sangue di fatto costituiscono una sorta di patrimonio per l'umanità, anche perché viene garantita naturalmente la possibilità di garantire delle scorte di globuli rossi, quindi di sangue, anche nei periodi più critici. Con di più, naturalmente, come si sa benissimo, in questo periodo la donazione di sangue, soprattutto la vaccinazione, naturalmente in attesa del vaccino per il coronavirus, permette di discriminare naturalmente il tipo di influenza e quindi dare anche una sorta di garanzia per quanto riguarda, è vero, la possibilità di discriminare tra un'influenza di tipo tradizionale e invece un'influenza appunto come quella, diciamo così, del coronavirus. E quindi è importante e opportuno, se naturalmente non ci
sono ulteriori patologie, quelle, diciamo così, garantire naturalmente la vaccinazione. Vaccinazione che, ricordo, può essere fatta o tramite i medici di medicina generale, ovvero nei distretti sanitari delle rispettive aziende sanitarie territoriali della nostra regione. Io infatti dono il sangue e ho già fatto il vaccino. Ben petada. Ecco, vedi? Attimis 34 punti, Cividale 32, bravi ragazzi che hanno recuperato. Ed ora lanciamo il prossimo domandone, stavolta lo leggerà il nostro Feliciano perché è il proverbio in friulano, vediamo. Ostia. Compare anche in monitor. Ah, buono allora. Qui che al cro di esse chaval non le nancia mus. Ecco, noi vogliamo sapere che cosa si intende dire con questo proverbio. Sempre aiutandovi con la traduzione, ma poi alla fine dovete spiegarci perché si dice così. 0432 573517, l'altro numero è 0432 43 58 64. Prenotatevi perché poi daremo spazio subito dopo la pubblicità alle telefonate a casa, quindi chiamate da Cividale, da Attimis, ma anche da altre parti della regione e poi avete la possibilità di regalare 10 punti alla vostra proloco preferita. Ci vediamo tra poco, lo sapevo. Assieme lo sapevo in sfida Cividale del Friuli Attimis, ma abbiamo lanciato il secondo domandone, il proverbio in friulano. E allora andiamo subito a sentire chi c'è a casa. Pronto? Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Con Paola, Paola, da dove chiama? da Attimis. Da Attimis, ma voi non sapete che Paola ha qualche prete a Cividale anche, eh? Attenzione che adesso saltano fuori, perché tanto vediamo se regala i punti ad Attimis. I 10 punti, se dovesse dare la risposta esatta, chi li vuole regalare, Paola? Ma non ho molti dubbi. Ad A Attimis. Cividale. Ad Attimis. Lei conosce qualcuno della Proloco? Diciamo di sì? Non so, me lo deve dire lei? Diciamo Di di vista? sì, dai. Di vista, qualcuno Solo di vista? sì, quando li incontro li saluto. Ah, ecco, beh. Allora, intanto ci dica che cosa si intende dire, il significato del proverbio in friulano. Allora, secondo me più o meno dovrebbe essere: chi crede di essere importante, una persona importante, non lo è affatto. Non ti soddisfa? Non in questi termini. No, Feliciano No, non è dice questo. no. E quindi Va bene. no. Va bene, ci ho provato. Grazie per aver chiamato. Grazie. Buonasera. Abbiamo un'altra telefonata, perché avevo sentito 2 io prima. C'è un'altra telefonata? No? Sì o no? Qualcuno mi dica se c'è la telefonata? Pronto? Con chi parliamo? Con Cividale. Con Cividale? Così. Però, aspetti, con Cividale avrà un nome. Come si chiama? Io mi chiamo Maria. Maria da Cividale. Sì. Abita proprio a Cividale dove? In che zona? Vediamo. Subito fuori, vicino, comunque, quasi, sono vicino all'ospedale, a 30 minuti dal centro. Zona, va bene, 30 una bella minuti. zona, anche quella, sì. Sì. Senta Maria, lei a chi vuole regalare 10 punti se dovesse dare la risposta È esatta? alla mia città, A Cividale. Sì. Tutte Speriamo di donne? indovinare però. Infatti, perché qua non è detto. Allora provi a dare la risposta. Allora, però devo dire il significato della frase in italiano No. o devo dire... Che cosa si intende dire quando si dice questo proverbio? Allora, chi crede di essere a cavallo non è neanche un mostro. Quindi vuol dire che chi crede di essere tanto intelligente è meno che niente. Grosso modo. Sì, grosso modo. Grosso modo, ma non è così. No, proprio così. Non è proprio così. Le esprimo anche la stessa risposta che mi date di Attimis. Niente di fa. Grazie.
Maria, Buonasera. grazie per aver chiamato. Quindi ritentate, chiamate i numeri che vedrete tra poco in sovrappressione, ovvero 0432 56 3517 oppure lo 0432 43 58 64. Richiamate e vi daremo spazio per dare la risposta a questo secondo domandone. Invece, siete pronti per il friulano? Come? Sì, dovete dire sì. E noi siamo pronti per la sigla, andiamo a vedere la sigla e poi saremo pronti con il friulano. Tra le due parole, tra le parole. Andiamo avanti, non c'è la sigla. Intanto chi è in svantaggio? Cividale o Attimis? Perché io non vedo grafiche, quindi non ho... Noi dovremmo Cividale, essere... quindi la scelta della busta spetta a Cividale del Friuli. Quindi siamo pronti per la sigletta dedicata al gioco in friulano? No. Allora scegli la busta. Cosa dite? Cosa dite? 2. 2. Tu preferiresti dall'italiano al friulano? Ma le ha fatte lui? È indifferente allora? No, le ha fatte Claudio Romanzin, dobbiamo dire la verità, che salutiamo e ci sarà prossimamente. No, perché Feliciano le fa difficili sia in un senso che nell'altro, quindi... Non sei mica triste. No, Ah. preciso. Ah, boom, vabbè. Quindi dal friulano all'italiano cosa preferiresti Ma di tu? solito dal friulano all'italiano, però... Infatti dal friulano all'italiano hai scelto. Questa sera le parole sono dedicate alla frutta, al mondo della frutta. Quindi io le dico in friulano, 1 minuto di tempo, se siamo pronti partiamo, ragazzi. e tu in italiano. Sì. Poi se pirucce, Pera, miluc, mela, angurie, anguria, melon, melone, nole, noce, piruc, pera, miluc, mela, angurie, anguria, melon, melone, nole, nocciolo, cocule, noce, piersul, pesca, armelin, albicocca, baracocul, pescanoce, pome, melograno, piruc, pera, miluc, scusa, Mela, anguria, melon, melone, nole, nocciola, cocule, noce, piersul o persul, pescanoce, armelin, albicocca, a piersul e pesca. Ah, scusa, Dobbiamo pesca. tornare indietro, piruc, pera, miluc, mela, anguria, melon, melone, nole, nocciola, tempo scaduto. noce, Pome è frutto. frutto, in generale. Non era mica triste. No, Solo che lei ha detto mela perché ti viene da dire anche così. 9 su 10, dai, non male. No. Non male. Ben petata. Adesso invece a voi tocca dall'italiano al friulano, quindi io vi dirò frutta in italiano, tipologia di frutta in italiano e voi in friulano. 1 minuto di tempo, se sbagliate si riparte. Pronti? Con la prima parola ananas, Ananas, banana, banane, arancia, narante, ciliegia, chiariese, uva, ue, mora, more, ribes, ribes, fragola, fraule, lampone, lampon, ananas, ananas, banana, banane, arancia, narante, ciliegia, chiariese, uva, ue, mora, more, Ribes, fragola. fraule, lampone, frambo, mirtillo, 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 no, ananas, ananas, Banana. banane, narante, chiariese, uva, ue, mora, more, ribes, tempo fraule, scaduto. Mirtillo si dice Cernicule. cernicule o Cernicule. cirnicule? cirnicule, Su sei. Frambule o frambule. frambue? le fraule, anche Lampone. triscule. Abbiamo detto. Fresco, sì. 9 su Triscole, 10, triscole. anche voi. Bene, bene.
dai. Promossi, dai, 9 su 10 non è male, eh? Guai se sbagliavo il lampone. Lampone, se sbagliavi il lampone... Dimissioni ero immediate. terrorizzata. Ero preoccupata della nespola, ho detto se mi chiede la nespola, non so come si dice. Ben Ho coraggio, avuto un dai. vuoto di memoria, mi è venuto la nespola, ho detto l'incubo della nespola. Vediamo com'è la come situazione, poi chiedo anche alla regia se ci sono telefonate per il domandone e vediamo com'è. 2 telefonate, va bene, poi vediamo com'è la situazione dopo il gioco in friulano, eccolo qua, 43 punti Attimis e 41 Cividale. Pronto, con chi parliamo? Pronto? Sì, salve, Ganna di Tricesimo. Tricesimo, come Carla mi ha detto? Ganna, G davanti, Anna. Ganna? Interessante. Ganna? Sì, un po' insolito come nome. Sì, come il mio su per giù, no? Non è che si sentano tante. Esatto. Senta Ganna, allora lei è di Tricesimo, ma Sì. ha 2 proloc, una di Attimis, una di Cividale del Friuli. Sì. Una delle 2 dovrà dare dei punti se dovesse dare la risposta esatta. Chi delle 2? Volentieri ad Attimis. Vuole dire date? Fa volentieri. colpo, Marco. Perché sceglie Attimis? Perché è un luogo meraviglioso, Cividale invece fa schifo. perché è un paese che è un paese natale di mio marito. Ah, ecco, c'è sempre qualcosa di mezzo, eh? Che adoro vede, e chiaramente brava. per questo tifo per Attimis. Bene, allora vediamo se dà la risposta esatta. Ci provi. Allora, secondo me il proverbio dice chi pensa di sapere tutto non sa niente. Cioè chi Felice. pensa di essere più intelligente di tutti invece non sa niente. Questo. Feliciano non è Non contento, so da se non è quindi, soddisfatto sì. lui non possiamo darla... Ora sono triste. Niente da fare, grazie per aver chiamato. Grazie. Grazie a saluti- voi, sto tentando. Saluti anche il marito. E vediamo l'altro telespettatore o telespettatrice in linea, pronto? Chi è? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera Valentina. Valentina, da dove chiama? Chiamo da Attimis. Chiama da Attimis. Si vede che la linea è subito pronta se chiamano da Attimis. Di Attimis. Ma Valentina deve dare 10 punti a una Proloco in studio. Non è detto per forza Attimis, adesso glielo chiediamo. Valentina, chi vuole regalare punti? Alla proloco di Attimis. Attimis. Questo è per te. Vediamo se però dà la risposta esatta, ci provi. Ma proviamoci perché sembra complesso questo Sì. proverbio stasera. Provi. Io credo che possa essere chi pensa di essere sulla buona strada può non esserlo. Se sei fuori strada. Fuori strada, è proprio fuori Fuori strada. strada. Niente da fare, bisogna Niente da ritentare e telefonare per regalare 10 punti alla vostra Proloco preferita, quindi ritentate. Grazie per aver chiamato. 0432 563517 o 43 58 64. Continuate a telefonare per darci la risposta esatta. Io devo andare in pubblicità, anche se avevo altri quiz e anche un tassel. Chiedo alla regia se è corretto, vado in pubblicità. Andiamo avanti con i quiz. Pulsantiere, siete pronti? E allora andiamo a vedere subito al nostro cubo virtuale l'argomento di questa terza parte. Enogastronomia, promoturismo ci manda un video legato appunto all'enogastronomia, in particolare Maila, vediamo. Buonasera, questa sera ci troviamo alla Fiera della Casa Moderna per presentare le anteprime più sapori dell'autunno. La domanda di questa sera è: che cos'è la varacara? Che cos'è la varacara? Un pesce, un battuto di lardo erbe, un frutto, un tipo di aceto. Elisabetta dovrebbe magari stare in cucina e saperlo.
e invece lo sa Marco. Un battuto di lardo erbe. Vediamo in particolare, nel dettaglio, la risposta di Promoturismo. Tanto 46 punti per Attimis, 41 Cividale. La risposta ce la darà lo chef Stefano Basello del ristorante al Fogolar 1905, La di Moret. Buonasera chef. Buonasera, la varaccara è un battuto di lardo bianco, speck, pancetta affumicata e erbe, e quindi è anche un presidio slow food, uno dei nostri 13 presidi slow food del Friuli Venezia Giulia. Grazie ai nostri amici di Promoturismo che ci lanciano i quiz legati all'enogastronomia, ed ora andiamo a vedere il prossimo argomento. Pulsantiere, state pronti perché adesso vediamo il cubo virtuale e vediamo la prossima domanda, il prossimo argomento. Tanto Attimis è in vantaggio. Sorpresa, avete più tempo per pensarci più punti in palio. Nel 1902 il triestino Adriano Sturli assieme ad Alfred von de Castello scoprirono tra queste una particolare malattia del sangue, il fattore RH, il gruppo sanguigno AB, il batterio della meningite. Avete ancora 20 secondi per pensarci. Il triestino Adriano Sturli assieme ad Alfred von de Castello. Che cosa scoprirono? Nessuno prova. No, tutte le proloco, tutte le due proloco, invece il gruppo sanguigno AB. Dico bene, Feliciano? Assolutamente sì. Adriano Sturli insieme appunto a Alfred de Castello erano dai Leaves di Karl Landsteiner, che dal 1901 aveva scoperto invece i 3 gruppi fondamentali del sistema AB, 0AB, lo 0, l'A e il B. Dopo ci sono quarks che sulla membrana dei globuli rossi erano presenti anche a robis particulars, e appunto è venuto fuori il gruppo AB. Tra l'altro è una roba interessante perché tra i 30 gruppi che individuano in qualche maniera i gruppi sanguigni, o definiscono i gruppi sanguigni, uno è proprio scoperto di un da nostra regione, quindi ovviamente, anzi se le 3 sting, è comunque una roba sicuramente importante. Perché ha fatto questa precisazione? Non ho capito. Vabbè. No, tu hai ragione, per sedursi dove avevi studiato all'Università di Vienna. Bene, e dopo questo andiamo avanti con le pulsantiere, siete pronti? Perché andiamo a vedere il prossimo argomento. Intanto a casa prenotatevi sempre per il domandone. Sport. In quale specialità la campionessa mondiale di bocce Caterina Venturini ha vinto in Cina la medaglia di bronzo? Tiro di precisione, tiro progressivo, punto, tiro alternato, il volo. Non è il volo. E non è il volo, ma è il tiro di precisione. Sullo sport non ci siamo né a Attimis né a Cividale, ma Attimis mantiene il vantaggio 46 punti, Cividale 41. Andiamo a vedere il prossimo argomento. Abbiamo ancora 2 quiz e poi vediamo se ci sono domande per telefonate per il domandone. Territorio, fate molta attenzione al video, quindi guardate il monitor che avete davanti a voi perché vogliamo sapere qual è il nome della località che vedrete tra poco nel video. Qui secondo voi siamo a Chiopris Viscone, a Cormon, San Mariano o a Medea? Questa è Lara Pacis di Medea e Cividale, ha subito capito, Elisabetta non poteva sbagliare, eh? No. Brave, fatevi un applauso che siete state brave. Cosa c'è qui? Non siete mai stati a Medea? Non ci capiamo. Non vi capite tra voi? Va bene, allora andiamo a vedere Attimis 46 punti, Cividale del Friuli 45, andiamo a vedere il prossimo argomento e poi vediamo se ci sono telefonate per il domandone. Enogastronomia, qui arriva Diana che ci lancia il prossimo quiz video. Sempre da Promoturismo. Il tema di oggi invece è il tiramisù, che recentemente è entrato nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuti del Friuli Venezia Giulia. Ma attenzione, esistono più di una ricetta in Friuli Venezia Giulia. Quante sono le ricette del tiramisù in Friuli Venezia Giulia? Quante sono? 5, 3 o 2?
Chi ha detto 2? Io ho schiacciato la C. Ma non compare Cividale, no? Quindi non riesco a capire. Pari merito? Io ho schiacciato C. Anch'io già 2 volte. Cos'è? Si è intasato tutto sul tiramisù? Vai, vediamo la risposta da Promoturismo. Mai la risponde. E poi così capisco chi ha dato la risposta esatta anche. Sperina il Mancul. 51 attimi, 49 Cividale. La risposta giusta è 2. La coppa Vetturino Tiramisù, creata a Pieris da Mario Cosolo, e il tiramisù di Tolmezzo, creato da Norma Pielli. Attimi, si è dato la risposta per primi, quindi bravi, avete conquistato altri punti e siete a quota 51, Cividale del Friuli 49. Adesso vediamo se ci sono telefonate per il... Quante? Pubblicità. Pubblicità, non lanciamo neanche nuovamente il proverbio perché dopo la pubblicità daremo spazio alle altre telefonate e altri quiz. A tra poco, lo sapevo. Lo sapevo, la sfida tra il Proloco di Attimis e Cividale del Friuli, una rettifica sul punteggio, prima c'è stato un errore in grafica, Attimis è 51 punti, Cividale del Friuli 45. Abbiamo delle telefonate in linea per il proverbio in friulano. Partiamo dalla prima, con chi parliamo? Buonasera. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Indovina! Eugenia da Tolmezzo, la nostra fedelissima, vedete, ti faccio un applauso. Eugenia, tu dai sempre le risposte esatte, quindi vediamo stasera però. Intanto a chi vuoi regalare 10 punti? Subito Eugenia, ti chiedo. A Cividale. A Cividale. Vediamo se dai la risposta esatta anche questa sera. Proviamo, è difficilino stasera. C'è Feliciano qua, non si scherza? Allora, senti, io penso che potrebbe essere, allora, quando si crede di essere al compimento di un'opera, c'è sempre qualcosa che ti rallenta e quindi sei lì. Un tic rimpinada. Rimpinada, dice. Eugenia con Feliciano non riven. Niente, Eugenia. Niente. È la prima volta, Eugenia, per te. È la prima volta che sbaglio. C'è sempre una prima volta, vedi, Eugenia? C'è sempre. Grazie, saluta Tolmezzo. Ciao, grazie ciao, Eugenia ciao. per aver chiamato. Abbiamo comunque un'altra telefonata. Pronto? Con chi parliamo? Buonasera, è Gianna da Udine. Gianna da Udine. Allora Gianna, lei ci può dire... No, ci dica prima chi... Ci deve dire prima chi vuole regalare i punti, chiedo scusa. A Cividale. A Cividale. No, ma sono aiuta, giusto Cividale. Provi a dare la risposta allora, prego. Chi crede di aver capito o di essere arrivato al punto giusto, invece non è arrivato e non ha capito niente. Rimpinada anciachista. Gianna, niente da fare? Neanche così. No. Va bene, grazie. Cividale ringrazia comunque, la ringrazio anch'io per aver chiamato. Niente, ritentate ancora 0432 56 3517 oppure l'altro numero, il 43 58 64. Noi adesso facciamo il tassel, siamo pronti per il tassel e quindi Cividale del Friuli ha la possibilità di scegliere le prime 2 caselle. Un tassel dedicato ai ponti del nostro Friuli. Vai con la scelta. 1. 7. 7. 1, 7. Brava, 3 punti, vai avanti. 2. 5. 5, dice Elisabetta. No. Marco, a te. 6. 2. Bravo, continua, 3 punti. 8. 3.
No. Elisabetta, a te. 5, 5, 3 e 4 e 8. Brava. 6 punti, quindi 9 punti conquistati da Cividale e 3 da Attimis. Il Tassel ci ha portato 1-7 il Ponte Ferroviario su Risonzo Gorizia, 2-6 Ponte Canale Molino Marano Lagunare, 3-5 Ponte sul Tagliamento a Pinzano di Ragogna, 4-8 Ponte Romano Palazzo dello Stella, giusto? Confermi. Confermato anche da Feliciano. Ci sono telefonate per il domandone, per il proverbio? Chiedo alla regia, altrimenti... Sì, pronto? Con chi parliamo? Vediamo adesso qua. Confidiamo. Con chi parliamo? Buonasera. Pronto? Buonasera Alexi, sono Walter di Buia. Eccolo qua, Walter da Buia. Buonasera Walter. Allora per me... No, aspetta un attimo, dimmi a chi vuoi regalare i punti, che tu sei di Buia, ma Attimis o Cividale? Andrei metà per ciascuno. No, devi decidere. Ma diamo a sordo, facciamo che è più vicino Attimis, dai. Attimis, sarà prova. Prova a dare la risposta, Walter. Chi pensa di avere tutto può sempre perdere tutto. No. Non è così, Walter. No? O se no, chi pensa... Adesso non puoi provare tutte. Grazie dai per aver chiamato. Walter, grazie per aver chiamato. Non è così perché dobbiamo dare spazio ad altre telefonate. Se ci sono, pronto? Non so se ci sono, altrimenti... C'è, pronto con chi parliamo? Con Eric Gervasi. Gervasi si chiama lei? Ride. Da dove chiama? Da Tricesimo. Da Tricesimo. Come ti chiami? Eric, bravo Eric. Allora, a chi vuoi regalare i punti se dovessi dare la risposta esatta? Attimis o Cividale? Attimis. Ok Eric, provaci. Tanto è una situazione di vantaggio, 54, no, di pareggio, 54 Cividale, 54 Attimis. Eric, prova. Allora, secondo me il proverbio dice che si crede d'essere a cavallo un buon corciero e non è neanche un triste asino. Non abbiamo capito l'ultima parte. Ah, non c'è io, se le perché. Chiediamo di ripetere, Eric. Ripeti un attimino. Che succede? Eric? Si crede di essere a cavallo. Sì? È la mamma che dà una mano. Prova a ripetere, Eric, perché non abbiamo sentito bene. Si crede d'essere a cavallo un buon corciero e non è neanche un asino. Mi dispiace, ma non di sì. Non è così, Eric. Grazie comunque per aver chiamato. Ci sono altre telefonate, altrimenti andiamo avanti con i quiz? No, allora andiamo avanti con i quiz perché siamo in una situazione di parità, quindi adesso vediamo come va a finire questa partita, questa gara tra Attimis e Cividale del Friuli. Allora andiamo con il prossimo argomento. Territorio, guardate il video, vogliamo sapere dove ci troviamo in questo video. Secondo voi siete a Cordenonsqui, Spilimbergo, Zoppola, Sacile, Spilimbergo, Attimis non sbaglia, quindi conquistate 5 punti, bravi. E andiamo avanti con la prossima domanda perché qui abbiamo un po' sforato, quindi dobbiamo accelerare. Vediamo il prossimo argomento, il cubo virtuale. Sorpresa, avete più tempo per pensarci e c'è il sindaco di Sacile, Carlo Spagnol, che ci propone una domanda. Vediamola assieme. Mi trovo all'interno della Sala degli Affreschi di uno dei palazzi più prestigiosi della nostra regione. Qui a Sacile si trova. Chiedo a voi concorrenti a chi è intitolato questo palazzo storico? A chi è intitolato? Gregoris, Ragazzoni, Badini e Toreo. A, B, C, D. Avete più tempo per pensarci, ancora 20 secondi e in palio 8 punti. Cividale ci sta pensando, Attimis è lì fermo,
cerca di capire quale potrebbe essere la soluzione migliore. Non è la C, Cividale sbaglia, quindi c'è solo Attimis che ha la possibilità di scegliere tra... Non è la A, ma è Ragazzoni. Grazie al sindaco Spagnol per averci inviato il quiz. Allora andiamo a vedere i prossimi quiz, il prossimo argomento del cubo virtuale. Abbiamo 3 domande ancora e eventualmente un domandone aperto. Cultura. Quale di queste parlate venete non è tipica del Friuli Venezia Giulia? Muggesano, Liventino, Talian, Bisiaco. Non è il Muggesano e nemmeno il Liventino, ma è Talian. Talian. Giusto Feliciano? Talian. 59 punti Attimis, 54 Cividale, ci sono altri 2 quiz. Allora andiamo a vedere il prossimo argomento. Poi avvisatemi se ci sono telefonate. Territorio, arriva il quiz proposto dal sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, Laura Sgubin. Qual è il frutto più buono che puoi trovare e mangiare se vieni a Fiumicello Villa Vicentina? Mela, pera, il frutto, pesca o albicocca? È la pesca, vediamo cosa dice il sindaco, è giusto, ma lei ci dice nel dettaglio perché la pesca. La risposta del sindaco Sgubin. È la pesca. Infatti Fiumicello Villa Vicentina è la patria delle pesche e la festa delle pesche, quindi che è anche mostra regionale, si realizza ogni anno la 3ª domenica di luglio. Grazie al sindaco Sgubin per averci inviato la domanda e anche la risposta con il dettaglio. Vedete adesso che c'è una situazione di parità tra Cividale e Attimis, 59 punti e manca un quiz, ma c'è un domandone aperto. Io chiedo alla regia se eventualmente c'è qualche telefonata, perché a questo punto non abbiamo il tempo di lanciare il prossimo domandone e teniamo ancora in piedi il secondo se chiamano. Quindi vediamo il prossimo quiz, il nostro cubo virtuale, e quindi pulsantiere se sei pronta sia tu Elisabetta che Marco per dare la risposta. Territorio. Questa domanda è legata al comune di Magnano e Riviera. Quanti abitanti conta il comune? 1853, 2294, 15.112 o 3.521? Non è la C. Cividale può rispondere ancora. Non è la D. Siamo in una situazione di parità ma con un domandone e quindi un telespettatore in linea. Pronto? Con chi parliamo? Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Buonasera. Buonasera, sono Enrico. Enrico, da dove chiama? Da Sesto Arreghina. Sesto Arreghina, bene. Allora, subito le chiedo a chi vuole regalare 10 punti se lei dovesse dare la risposta esatta. Alla quota rosa, per cui alla Cividale. A Cividale, vede? Enrico ha visto giusto da questa parte. Enrico, provi però a dare la risposta, vediamo se riesce a dare quella giusta. Allora, potrebbe essere chi crede di essere più intelligente di tutti, in realtà è il più fesso o più scemo. Rimpinarsi. Rimpinarsi, qua è un problema. Vabbè. No, non per lei, per me, perché ora siamo in una situazione di parità. Grazie per aver chiamato. Grazie. A questo punto o chiediamo la soluzione alle Proloco oppure mandiamo il prossimo domandone. Come ce la gestiamo questa puntata? Chiedo alla nostra prestigiosa regia. Abbiamo un domandone. A questo punto o mando il domandone e diamo la possibilità di rispondere. Facciamo rispondere al Proloco. Come si prenotano? Per alzata di mano, proprio classica alzata di mano. Feliciano fa da giudice, quindi... Così tu mi dici, così dopo le senti io. Bene, ringrazio Pierangelo Buttazzoni in regia. Lanciamo, guardate bene allora il proverbio che abbiamo.
quindi non per i nostri telespettatori, ma per le nostre pro loco. Lo lanciamo subito. Un'ora di Surelli e... come leggilo tu? E suio di gnodi bloie. Il significato, Attimis. Ah sì. Un'ora di Sorelli. Allora, una cosa bella, non fa passare tante cose brutte. Diciamo di sì, dai. Quando si sta bene si dismette di induci malans che si ha. E quindi vince la Proloco di Attimis, 10 punti. A questo punto, questa puntata è andata così, Elisabetta. Vediamo la grafica finale di questa puntata, difficile perché i telespettatori hanno chiamato in tanti. Io ringrazio tutti quelli che telefonano per noi, ma non ce l'hanno fatta a dare la risposta esatta. Il domandone comunque è stato decisivo per la puntata di questa sera. Cividale 59, quindi Attimis 69, va avanti nella seconda fase di Lo Sapevo. Complimenti comunque anche alla Proloco di Cividale, che è rimasta in gioco fino alla fine. Grazie a Cividale, grazie alla Proloco di Attimis che ritorna, grazie ai telespettatori che hanno chiamato a casa, grazie a Feliciano Medeot, direttore della Società Filologica Friulana. Grazie alla regia di Perangelo Butazzoni, Fabio Di Bernardo, il mitico Gianni e Paolo Bassi qui con me. Grazie per la partecipazione, ci vediamo venerdì prossimo.